Giuseppe Cafasso nacque a Castelnuovo d'Asti, un piccolo borgo di campagna. Fin da bambino mostrò un cuore generoso e una fede profonda. Amava la scuola e studiava con impegno a Chieri, vicino Torino. Desiderava diventare prete e a 17 anni entrò nel seminario locale. Giuseppe era di piccola statura e di salute fragile, ma aveva una voce melodica e serena che incantava chiunque lo ascoltasse. Don Bosco, suo amico intimo, lo descriveva come una persona con una tranquillità indisturbata. Nel seminario, Giuseppe si distinse come miglior studente. Fu ordinato prete prima dell'età canonica, grazie a una dispensa speciale. Si trasferì a Torino per continuare gli studi teologici e trovò alloggio in un luogo modesto. Lì, al convitto ecclesiastico di Don Luigi Guala, superò brillantemente l'esame di ammissione. Giuseppe divenne presto insegnante. Non si limitava a fornire nozioni, voleva educare le menti e i cuori dei suoi studenti. Predicava con parole semplici, seguendo l'esempio di Gesù Cristo. La sua piccola statura e la salute fragile non gli impedirono di diventare un educatore straordinario. Quando Don Guala morì, Giuseppe assunse la direzione del convitto e della chiesa di San Francesco. Erano tempi difficili, con moti rivoluzionari in tutta Europa, ma Giuseppe riuscì a mantenere salda la comunità grazie alla sua fede luminosa e alla sua cura per ogni persona. Il confessionale di Giuseppe era sempre affollato. Aveva il dono di comprendere profondamente le persone che si confessavano. Credeva che nel confessionale si dovesse mostrare pietà e amore, senza giudicare. Una volta scrisse: «Se respingiamo qualcuno o se un'anima si perde per colpa nostra, ce ne sarà chiesto conto». Una delle sue opere più straordinarie fu il ministero presso i carcerati. Visitava le prigioni, dove le condizioni di vita erano disumane, e portava conforto ai detenuti, spingendoli alla confessione. Accompagnò al patibolo oltre 60 condannati, che chiamava santi impiccati. Giovanni Bosco incontrò Giuseppe per la prima volta quando era ancora un ragazzo. Tornato a casa, Giovanni annunciò con entusiasmo: «L'ho visto, gli ho parlato, è un santo». Anni dopo celebrò la sua prima messa nella chiesa di San Francesco a Torino e studiò sotto la guida di Giuseppe, che lo aiutò a scoprire la sua vocazione di apostolo dei giovani. Giuseppe Cafasso influenzò molte persone, tra cui la marchesa Giulietta Falletti di Barolo e Don Giovanni Cocchi. Grazie al suo insegnamento e al suo esempio, molti trovarono la loro strada nel servizio agli altri. Giuseppe morì serenamente, circondato dai suoi discepoli. La sua vita di amore, fede e dedizione continua a ispirare molti. È un faro di luce e speranza per tutti coloro che cercano di vivere una vita di servizio e amore. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.